Ora parliamo di pensioni, perché l'INPS presto invierà a casa ai suoi iscritti una busta arancione che servirà a calcolare il loro futuro. L'affermazione campeggiava a chiare lettere oggi durante l'incontro per discutere sul futuro delle pensioni e la prima risposta è arrivata dall'INPS, che nella Marca ha comunicato l'invio agli iscritti di una busta arancione. Noi arriviamo a casa loro con questa busta che appunto è di colore arancione, in cui gli diamo l'estratto conto, gli diamo una nostra prima simulazione, gli diamo una parte dei PIN invitandolo ad accedere al sito, ottenere l'altra parte di PIN. L'Istituto ha avviato l'operazione La mia pensione, che è un'operazione che è volta a far conoscere a tutti gli assicurati la propria posizione assicurativa individuale. Che la considerazione all'esterno sia superiore a quella interna lo dimostrano questi numeri. Del resto situazioni come gli esodati e i cinquantenni senza più lavoro nelle prospettive impongono alla politica scelte nuove come il prestito previdenziale. A partire dai 62 anni possono sono a casa, non hanno il lavoro, percepirebbero, una volta esauriti gli ammortizzatori sociali, questo anticipo previdenziale pari a circa 900.000 euro al mese, che poi restituirebbero non subito ma in tutto il periodo, quindi nei 20, 25, 30 anni in cui percepirebbero la pensione, la loro pensione quando la matureranno. Soluzioni per un tema che ha visto tramontare l'idea che alla fine sicuramente la pensione arriverà. I nuovi scenari impongono maggiore consapevolezza per chi già lavora, mentre per i giovani l'obiettivo è ancora più arduo. Ai giovani che dicono io non avrò mai la pensione, cosa risponde lo Stato? Che è fondamentale che ce l'abbiano, che perché ce l'abbiano bisogna fare in modo che abbiano un lavoro e soprattutto una continuità lavorativa. E voi, giovani o anche meno giovani che sia, cosa ne pensate? Cosa rispondete a questo interrogativo sulla vostra futura pensione? È il tema del nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Come sempre vi chiediamo di dirci la vostra opinione con un sms al 340 3218 806 oppure con un'email a redazione @reteveneta.it o scrivendoci alla nostra pagina Facebook e lasciandoci direttamente i vostri commenti.